facciamo le zeppole di San Giuseppe, un dolce tipico della Campania che si fa nel periodo di San Giuseppe, appunto il 19 marzo. Sono dei dolci che possono essere sia al forno che fritti, in questo caso sono al forno. Per vedere invece come si fanno fritti vi rimando alla scheda che allego a questo video. Questa misura è la misura tipica che possiamo trovare in tutte le pasticcerie napoletane e campane: pasta asciù, crema pasticcera e amarena. Anche delle amarene sciroppate. Potete trovare la scheda. Vi lascio gli ingredienti e alla preparazione di queste splendide zeppole. Ci serviranno 80 g di farina, 2 uova, 165 g di acqua, 40 g di burro, un pizzico di sale. Per la crema pasticcera ci serviranno 200 g di latte, 2 tuorli, 50 g di zucchero semolato, 20 g di amido di mais setacciato, vaniglia, buccia di mezzo limone. Per guarnire, parene sciroppate, zucchero a velo. Ho messo l'acqua con il burro sul fuoco, ci metto anche il pizzichino di sale e adesso facciamo riscaldare. Non dobbiamo far bollire il nostro burro, dobbiamo praticamente fare in modo che si sciolga senza che venga in ebollizione. E posto che il nostro burro si è sciolto senza farlo bollire eccessivamente, adesso incomincia a fare un po' di bollicine intorno, buttiamo di un sol colpo la nostra farina e giriamo subito e facciamo così la nostra pastella. Giriamo sempre, non mettiamo una fiamma troppo alta e la pastella è cotta, ve ne accorgete perché incomincia a sfrigolare e si stacca dai bordi della vostra pentola. Adesso chiudiamo e la mettiamo sul nostro vassoio. Io l'ho messa sul vassoio, adesso me la allargo in modo da farla raffreddare velocemente, perché poi dovremmo aggiungere il nostro uovo. Una volta che si è raffreddata io l'ho messa in una ciotolina e se volete potete usare anche il frullino, quello lì a mano o elettrico, per fare incorporare le nostre uova, ma giacché questa è poca io sinceramente lo faccio a mano e ne dobbiamo unire uno alla volta. Quindi quando si è incorporato tutto il nostro uovo passiamo ad incorporare gli altri. Col frullino è facile, più veloce, perché certo se ne facciamo una quantità maggiore ci vuole più tempo, ma a mano comunque si riesce a fare. Prendiamo della carta forno, lo mettiamo sulla nostra teglia, fermiamo nei 4 lati con un po' del nostro impasto e incominciamo a fare le nostre zeppole. Tenete conto che la mia bocchetta è piccola e quindi io farò più giri. Se voi invece usate una bocchetta 10 o 12 basta 1 o 2 giri massimo, a secondo se li volete più alte o meno alte. Quindi chi mi dice ma quanti giri fai? Ecco il perché ho una bocchetta piccola. Ho messo a bollire il latte con la buccia del limone e con la vaniglia. Adesso ci facciamo il nostro impasto con l'uovo, l'amido di mais e lo zucchero. Ho messo il tuorlo in una ciotola con lo zucchero e adesso lo incomincio a lavorare. Questo è per fare la nostra crema pasticcera. Uniamoci anche l'amido e lavoriamoci anche questo. Se usate una quantità maggiore di questi elementi, l'amido setacciatelo per sicurezza. Abbiamo levato dal latte la buccia di limone, se avete messo la bacca di vaniglia levatela. Adesso riportiamo un'altra volta nella nostra pentolina e facciamo riaddensare il tutto sul fuoco. Raccogliamo tutto bene
E adesso, dopo aver rimesso il nostro composto nella pentola, mettiamo sul fuoco, giriamo sempre e facciamo raddensare. Appena raddensa leviamo dal fuoco e continuiamo a girare fuori dal fuoco per farla raffreddare. Mettiamo la nostra crema in una ciotola, mettiamo carta pellicola a contatto, facciamo raffreddare un po' e poi mettiamo in frigo. ora che sono cotte belle gonfie, ne ho fatto un buco al centro, ho spento il forno, ce le rimetto dentro, apro un po' il forno e così le faccio seccare un poco, in modo che si leva quella specie di umidino che c'è dentro, e poi, avendo fatto poi il nostro buchetto, le riempiamo con la nostra crema pasticcera e poi guarniamo con le amarene. Le nostre zeppole sono pronte, io mi sono riempita la siringa e incomincio a siringarmi con la crema pasticcera. È ovvio che se vogliamo possiamo usare anche una sacca a poche. Con le nostre zeppole di San Giuseppe pronte per essere servite. Io, come vedete, ho messo zucchero a velo, le nostre amarene e buon dessert a tutti.